Secondo gli esperti si tratta del giugno più caldo da diversi anni, battuto ogni record, e purtroppo gli effetti di calura e afa si fanno sentire nel modo più drammatico. Tra le persone che ieri sera hanno perso la vita in Veneto, tutti decessi riconducibili alle temperature tropicali. Un agricoltore di 77 anni è morto a Mozzecani, in provincia di Verona, per un grave colpo di calore. Inutili tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del SUEM. E sempre nel veronese altre 2 persone sono finite all'ospedale per malori. La seconda vittima è una donna di origini romene di 63 anni, a Villadose, nel Rodigino. Si trovava nella sua abitazione, stava aspettando gli amici per cena, ma quando questi sono arrivati l'hanno trovata a terra senza vita. La terza vittima è un clochard romeno di 57 anni, George Tinka. Anche lui sarebbe rimasto vittima di un colpo di calore mentre si trovava all'interno della sua auto dove viveva da qualche anno a Riese Pio X, nonostante gli fosse stato messo a disposizione un ambiente coperto. Sono stati i volontari della Caritas che lo assistevano insieme ai servizi sociali del comune a trovarlo privo di vita. A Vicenza negli ultimi 3 giorni 5 anziani tra gli 82 e i 96 anni sono deceduti al pronto soccorso del San Bortolo poche ore dopo il ricovero. Nel Trevigiano, Susegana, ieri pomeriggio un operaio romeno di 44 anni ha perso i sensi ed è caduto a terra, forse per un colpo di calore, mentre stava lavorando in un cantiere. L'uomo, soccorso dal SUEM, è stato trasportato all'ospedale di Conegliano, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. In tutta la regione si registra un incremento degli accessi agli ospedali e delle chiamate al 118 per malori, colpi di calore, svenimenti in strada, soprattutto tra gli anziani. Molti anche i dipendenti di aziende e negozi che a causa del caldo necessitano di assistenza medica. Ieri dal Veronese alla Marca Trevigiana centraline dell'energia elettrica in tilt probabilmente a causa di un sovraccarico dovuto all'intenso uso dei condizionatori. 6 quelle in provincia di Treviso, Castelfranco, San Trovaso di Preganziol, Biadene, Mogliano, Castello di Godego e Casier. Molte le zone rimaste senza elettricità per diverse ore. Nel Trevigiano vigili del fuoco al lavoro anche per liberare le persone rimaste bloccate all'interno di una ventina di ascensori. Intanto anche oggi le previsioni parlano di temperature prossime ai 40 gradi, ben al di sopra delle medie del periodo. Venezia e Verona le città venete da bollino rosso. Ieri tra le città più calde Treviso, ma in assoluto il valore massimo più elevato è stato registrato dall'ARPAV a Forno di Zoldo ad 872 metri. Qui la colonnina di mercurio ha toccato i 38 gradi e 3.